Centrale del convegno bolognese, un invito sul miglio che vede al via 6 concorrenti dopo il ritiro di Beatrice Chris, 1 Zenotab, 2 Gambit Broad, 3 Vaimo Blessed, 4 Zola Key, 5 Zermatt Key in seconda linea, 7 Zeniatia Lux. I favori in chiusura sono piuttosto incerti fra Gambit Broad, Zola Key e Zermatt Key. Potrebbe essere determinante anche la partenza, vediamo le fasi di lancio. Rinuncia Zermatt Key mentre veloce Zenotab lungo la corda, all'esterno veloce anche Zola Key. Gambit Broad si accoda subito in seconda posizione, Vaimo Blessed rimane all'esterno come Zola Key che va a chiedere strada a Zenotab dopo i primi 200 metri, insiste Zola Key, attacca e ottiene il via libera da Zenotab che precede Gambit Broad dopo i primi 200 metri in 15. Gradualmente passato Zola Key che conduce quindi dopo 400 metri di gara, si trascina Zenotab, quindi Gambit Broad, all'esterno invece Vaimo Blessed, ancora Zeniatia Lux e Zermatt Key. Primi 600 metri di gara coperti in 45 da parte di Zola Key. Tutti in fila indiana alle spalle del battistrada che ora spara un 14,1, 59 secco davanti alle tribune. Ha cominciato ad accelerare Zola Key che si trascina sempre in zona Zenotab e Gambit Broad mentre cerca di avanzare dalle retrovie anche Zermatt Key. Il chilometro se n'è andato intanto in 1,13,5 con leader sempre Zola Key quando siamo ormai al paletto dei 400 metri finali. Zenotab in seconda posizione, ancora Gambit Broad, si avvicina anche Zermatt Key. Ultima curva con in vantaggio Zola Key su Zenotab. Zermatt Key prova a riguadagnare terreno. Siamo ormai ai 180 conclusivi, entra in vantaggio Zola Key, Zenotab dalla sua scia prova a scattare, lo fa anche Gambit Broad. Zermatt Key a centropista, finale con Zola Key che si difende, ma c'è Zenotab che all'interno passa e vince nei confronti di Gambit Broad e Zola Key accusa il solito calo finale, 29,5 a chiudere. Negli ultimi metri sono stati fatali a Zola Key e ne approfitta Zenotab con Gianni Targhetta per passare presumibilmente su Gambit Broad che finisce comunque molto vicino a sua volta. Andiamo a rivedere l'arrivo perché è molto serrato, vedete Zola Key nel finale superato da Zenotab che ha all'interno Gambit Broad, ma è Zenotab che dovrebbe avere una testa davanti all'avversario, anche se sarà da rivedere nuovamente perché rivediamo ecco con il fermo immagine, la vittoria è per Zenotab e Gianni Targhetta, secondo posto per Gambit Broad e al terzo Zola Key, tutti molto vicini. Soltanto quarto Zermatt Key che ha rinunciato invece al lancio veloce ed è avanzato ai 600 conclusivi. Il successo per Zenotab Gianni Targhetta in salchi e al training, scuderia GT SRL.